Inizia il secondo tempo, come alla fine del primo, contropiede e canestro subito. 35-30 il punteggio in un amen. Sofia tira dal poco oltre la due canestri subiti in un attimo, non bene, veramente. Palla persa, inizio, qua vanno fino in fondo da sole, è una roba veramente, una difesa oggi di solito è sicuramente tra le armi delle ragazze padovane. Oggi su questo fondamentale non ci siamo. Cocò fa una finta, tiro di tabella fuori, contropiede, non interrompiamo l'azione, questo comunque tirano libere in qualche modo e dopo difendono subito. La Ferrara si inventa un assist veramente pregevole. E rimessa per Padova. Nessuno va, sono veramente storditi. No, scusate, tiri liberi per la Tomasini, che subisce fallo al tiro. Di solito Tomasina ha buone percentuali da lunetta e infatti insacca il primo tiro libero. Quintetto inedito per Coscaiolo, brutto tiro, secondo tiro, ma la Ferrara si avventa sul pallone, poi un po' lezioso questo passaggio. Almas molto bene, questa volta interrompono subito l'azione. Devono difendere così, soprattutto nelle prime fasi dell'impostazione del gioco delle casalinghe, chiuse molto bene, il tiro errato. Tomasina apre per la Ferrara che subisce un fallo e si guadagna 2 tiri liberi, già 2 falli per le locali. Lizzi non ha segnato il secondo fallo. Sofia tira da fuori. Se si scalda la mano della Sofia 90 non ce n'è per nessuno. Peccato per quei 2 canestri subiti in apertura. Adesso bisogna, bello, bravissimo questo movimento di questa ragazza, ha fatto tutto da sola, la difesa non è stata impeccabile, per fortuna è uscito, adesso possono rimpostare l'azione, la Sofia si impegna un secondo tiro. Sempre preoccupante i tiri che concediamo. Bellissimo assist di Tomasino, finalizza a prendere rimbalzo con mano dolce, prova il tiro, sbaglia, rimbalzo di Toccolitti e stiamo perdendo da brutto. sta zitto e alla fine time out per la squadra dei Torri del Benacco. Riprende il gioco con una rimessa in attacco, in difesa Dalla. Il Torre del Benacco che trova un altro tiro e non realizza, ma è un altro tiro praticamente libero sotto canestro.
così Cocò legge la Rebecca sotto canestro che si viene chiusa, passa, apre per Almat che tira bene quasi da libera, ma il pallone non entra e la palla esce e tanto Coscaiola cosa dire a Elena Ferrara, sembra in ambito difensivo, attenzione a difendere il canestro, riusciamo a chiudere in qualche modo, si avventa sul pallone, palla 2, Freccia Padova, rimessa guadagnata. Adesso c'è un po' di nervosismo in campo, qua i minuti passano, la situazione, il vantaggio e lo svantaggio diciamo così rimane stabile, passi in partenza della Tomasin che guardate, in qualche modo Rebecca fa buona guardia al numero 10, interrompe quello che potrebbe essere stato, e poi quasi recupera il pallone, col punteggio 37-33 per la squadra di casa, quando siamo a 6 minuti dalla fine del terzo quarto. Rimessa intercettata da Chiara Basso che con Grazia, la solita Grazia, si divincola del numero 10 che poi torna sotto pressione, e con di nuovo la solita Grazia fa scorrere il pallone fuori. La Clara Tomasin immarcabile sotto canestro, va a subire il fallo, ma no. Perché? Cosa incredibile, questa chiamata arbitrale è assolutamente incomprensibile, fase di gioco un po' frammentata, alla fine pestano la riga le Torresi, qua però tira su Rebecca che appoggia tabella e realizza il 35esimo punto. Attenzione al contropiede, la Rebecca si perde il giocatore, alla fine chiude, per fortuna tira da fuori, rimbalzo di Chiara Basso che va fino in fondo, no, perde il pallone, non riusciamo in qualche modo a chiudere la difesa, poi stiamo tutti in alto, cioè non si difende così, cioè eravamo, non so cosa hanno oggi le ragazze, non mi sembra che siano gli schemi particolari dei giocatori del Benacco, proprio come una generale mancanza di concentrazione. Cocò va dentro, appoggia, sbaglia e adesso nessuno corre, non posso credere, non ci posso credere. Alla fine la butta sui piedi, chiama sui cambi Almat, entra Sveva Russo, l'allenatore del Sole Benacco chiama con parole incomprensibili degli schemi, Alea forse sarà, area, chiama il rientro in area delle ragazze, la Cocò tira in faccia al suo e fa bene, poi la Sveva tira anche lei fuori, alla fine prendiamo il pallone, eravamo per un attimo stati meno 2 e torniamo sotto di 6 e palle in mano alla padrona di casa, la partita sembra ormai non essere più recuperabile, se non ci pensa Cocò che però sbaglia il tiro da sotto, 41-35, mancano 4 minuti alla fine del terzo quarto, ma oggi è proprio una pessima prestazione delle ragazze della squadra di casa, sicuramente bravissime, ben allenate, ben impostate, insomma sicuramente una partita alla loro portata. Entra in modo un po' fortunoso il primo tiro libero,
esce il secondo, ma Chiara Basso guadagna il rimbalzo, apre per la Sveva che poi la ridà Chiara Basso. Zorzi è sotto canestro in buona posizione, un po' da pio, ma poi perdiamo il 100° pallone. Clara commette fallo sulla numero 11. C'è da dire che l'arbitraggio su questi casi, adesso non voglio dire che avvantaggia per il quadro, ma sicuramente impreciso, perché sono continui inserimenti del braccio in fase difensiva, ne viene fischiato, diciamo così, in modo un po' a fase alterne, diciamo. Qua ennesimo tiro senza essere marcati, palla persa, poi recuperata, Sveva alza gli occhi, serve Coccò che viene chiusa molto bene a canestro, poi Clara fa il suo, si fa male, speriamo che non sia niente di grave. No, si fa molto male invece. L'arbitro, l'allenatore della squadra di casa chiama. Andiamo in pausa. Si riprende la Clara, ha preso un colpo nel costato sembra, ma dopo una respirazione da terra, diciamo così, riesce, si tocca, sembra la parte bassa del colpo al fegato, forse, che è sempre un po' doloroso. Vediamo come si influirà sui tiri liberi. Prima esce, l'importante è mettere il secondo che ridurrebbe lo svantaggio a 2 possessi. Il secondo tiro, ma Sveva prende il rimbalzo, tira, sbaglia e tocca la riga da Zorzi. Niente a fare, 41-36. Lo spazio temporale si sta chiudendo, mancano 3 minuti alla fine della terza frazione di gioco. Bel passaggio dentro, fallo qua. Ah no, passi, infatti, passi è rossa. La squadra è assolutamente poco concentrata. Forse è influito. Coccò si muove un po' sul perimetro, serve Rebecca che apre per Sveva, apre per la Tomasin, viene ben chiusa la doppiata, viene data la Chiara, viene chiusa anche lei, gira Coccò, che Coccò a un certo punto si prende il tiro, giustamente la Sveva da solo. Sì, adesso la palla 2 non c'era qua, oh. Qua non c'era palla 2, eh. Vabbè, tanto Clara esce per rifiutare un attimo dopo il colpo subito. Rebecca recupera un grande pallone, poi Sveva tocca la riga, non so quante righe abbiamo toccato oggi, troppo imprecisioni. Doppio cambio nel filetore del Benacco, bassa un po' il quintetto il torno di casa, Sveva rimette per Coccò che si guarda intorno, l'area molto ben chiusa. Cosa si è inventata la Rebecca? Oggi è veramente on fire. Rimessa. Wow! Giulia, canestro importantissimo per la prima volta in tutta la partita. Siamo a -1 e palla in mano.
L'arbitro addirittura chiama l'allenatore locale, invita alla calma. Fase di gioco che ci arride. E poi imposta, gira su Chiara che per un attimo, eccola lì, si trova la Rebecca che ha una mano fatata oggi, ma niente, bene così lo stesso, l'azione l'abbiamo impostata bene. E adesso difesa, ragazze, perché è importante tenere adesso. Oppala, chiuse molto bene, brave, palla 2, Freccia, Torre di Benato, ma adesso sì che sta ritornando l'Orus che conosciamo. Concentrate, sento un momento un po' di fiducia qua, abbiamo rischiato che si girasse per andare al tiro. Quasi recuperata, attenzione adesso a non subire, alla fine recuperata, palla 2, Rebecca è su tutti i palloni, MVP fino al momento. L'allenatore molto simpaticamente ha questo bel modo di chiamare su, ma devo dire bravo, efficace, perché tirare da sotto diventa un problema per le ragazze nostre che sono così, ma poi quando giocano così in velocità, no, ha toccato la linea, un po' scorata, sarebbe stato il canestro del sorpasso. Tanto cambiano le file del Padova, esce Chiara Bassa, entra Missy Pulvirenti e cambia anche nelle file del Benacco, esce il numero 8 e entra il numero 12 che subito si va a accoppiare difensivamente con Artemisia che fase di gioco. Bella apertura di Cocò per la Giulia che molto intelligentemente si ferma, apre per la Sveva, fa un bel movimento e subisce fallo, è il quinto fallo delle locali, quindi in teoria sono tiri liberi. Tanto sui blocchi arriva la Clara al posto di Rebecca che deve riflettere un attimo, ha fatto una grande partita. Brava Rebecca! Attenzione perché... Vai Sveva! Siamo tutti con te! Missy, 10 secondi. Esce il primo. Entra il secondo. Le ragazze impattano, 41 pari. Quando mancano 6 secondi alla fine il quarto si spegne qui, fatto un po' pericoloso. 41 pari il punteggio e quindi l'ultimo quarto sarà quello decisivo per le sorti della partita. Inizia l'ultima e decisiva frazione di gioco in campo. Cocò Lizzi, Artemisia Pulvirenti, Giulia, Clara Tomasin e Anna Carraro. Difficoltà e rimessa alla fine, brutta palla persa, bene così perché di solito gli inizi di quarto sono stati tutti drammatici per la squadra padovana. Quindi rimessa di Cocò che gira Clara Tomasin, apre per Carraro,
Cosa è successo? Si chiama fallo della numero 8 per una spinta a Cocolizzi, quindi rimessa di Giulia su Cocò. Giulia fa un bel movimento, si libera, ripassa Cocò, viene aiutata da Anna Carraro, torna la palla troppo elaborata questa azione, ha giocato bene, poi la Cocò tira, sbaglia, rimbalzo della Tomasin, Clara Tomasin firma il sorpasso, primo sorpasso della partita. Così no. Difesa Sochmel, cioè non si può, 43 a pari, cioè non era da sola di un po', era da sola di 30 metri, una roba incredibile. Giulia in qualche modo si libera, perdiamo il pallone. Brutta fase dopo un attimo così, costretto al time out Caiola, veramente la 50ª volta di mancata difesa dell'area, è stata una cosa brutta a vedersi. Vediamo se riusciamo a sistemare questo aspetto. Riprende il gioco sul punteggio di 43 a pari, l'allenatore della squadra locale troppo fase d'attacco. Alla fine Giulia guadagna una palla 2 e quindi rimessa per il Padova, fallo? Spinta dalla numero 11 che spesso, dal numero 8 spesso viene chiamato questo tipo di fallo, si vede che non sembra oggettivamente così grave, però si vede che l'arbitro interpreta, diciamo così. Arriva la Giulia che dai vai con la Clara, purtroppo non entra, va a prendere il balzo d'attacco che Missi che apre per la Carraro, la Cocò si mette da sola, gira, sbaglia, rimbalzo della solita Tomasin che oggi ha fatto molto bene il ruolo a pivot e alla fine palla 2, Freccia Torri Benaco, rimessa. Per fortuna questa volta non subiamo l'ennesimo contropiede, anzi la Tomasin recupera un pallone, rischia di perderlo. Alla fine l'arbitro ha commesso un errore, lo riconosce sull'intervento di Caiola, attento come sempre anche sui dettagli, quindi riprende l'azione, mancano 7 minuti, punteggio di 43 pari, partita veramente complicata. Alla fine la rimessa è per Padova, anche se forse nessuno si libera. Alla fine palla è andata a Giulia che tira, non esce, la Cocò, sbagliato la Cocò in questo caso, attacco, difesa schierata finalmente, no, cosa si è persa, bel movimento comunque.
della giocatrice di Torre del Benacco, che tornano avanti 2 punti. C'è un bel taglio di Giulia, Coccò viene chiusa, vede la Clara Tomasi che poteva andare dentro, infatti ha perso un po' l'istinto del canestro da sotto, adesso si sta come concentrando più in fase di impostazione, ma bene così comunque. Va a realizzare quella Coccò, in qualche modo recupera e fallo della squadra locale, che hanno intervenuto fallosamente sul recupero di Coccolizzi, e quindi palla in mano per le padovane. Mancano 6 minuti alla fine della partita, 45 pari, la partita continua ad andare punto su punto, sarà importante mantenere i nervi saldi sul finale. Rimessi di Giulia che apre per la Tomasin, guarda come sono messe su giocatrice, apre per Coccò che tira, sbaglia. Adesso difendiamo, difesa! Tiro lontana, alla fine la Tomasin d'Imperio va a recuperare, poi perde il pallone. Difesa. Coccò fa un'inquadrata, fa un recupero quasi miracoloso, ma la rimessa è per le casalinghe. 45 pari. Esce la Tomasin, rientra Rebecca Zorzi, cambia anche nelle file di Torre del Benacco, rientra al 12, rimessa dal numero 11, doppio cambio, girandola di cambio a questo punto, entra Sofia Noventa, esce anche Giulia, entra Chiara Basso, cambiato 3/4 di squadra, entra anche Anna Carraro. È uscita anche Renti. Fuori, rimbalzo, qua c'è stava anche un fallo. Carraro apre per Rebecca, passa Anna Carraro, gira sul perimetro a Chiara Basso che non sa bene cosa fare, poi si ferma, trova la Coccò che si gira e trova un canestro pesantissimo, 47-45, difesa. Sempre in fase di recupero, sono sempre un po' lente. Adesso bene, difesa impostata, tiraccio della numero, fila Rebecca, no, Sofia. Rebecca si inventa un salvataggio non male, la Coccò si gira. Questo è l'importante, palla 2, chiama palla 2 all'occhiale della luce, l'arbitro cambia un nuovo cambio nelle file del gioco. Le fasi di gioco si fanno concitate, il tempo scorre sul cronometro, la stanchezza si fa sentire, ma l'agonismo si infiamma. Sofia Noventa fa un taglio per Coccò, quasi commette fallo, poi fa un tiraccio, non trattiene al numero 12, rimessa per Padova, se ne occupa la Rebecca, attenzione al tempo, la Chiara viene anticipata, nuova rimessa laterale di Chiara Basso che trova la Sofia Noventa che apre per la Coccò. Carraro per un attimo pensa al tiro, poi ci pensa la Sofia Noventa da 3, clamoroso questo tiro, fallo della Coccò, speso non bene, benissimo, interrompe un'azione d'attacco. Andiamo addirittura sul +5, Coccò in debito d'ossigeno, va a rifiatare in panchina, entra al suo posto la Elena Ferrara.
che recupero l'Elena Ferrara. Adesso ragazze fate scorrere un po' il cronometro, con 5 punti qua rischiamo la persa, ma Anna Carraro è vigile, passa a fino 20 che tra un po' tirerà anche da metà campo, poi si inventa un tiro, brava comunque, brava la Ferrara, anche qui fallo comunque bene, si va molto sportivamente, scusare che va 10, anche questo fallo comunque ottimo, falli 3-3 in questa ultima frazione, nuovo cambio per Torri del Benacco, entra la forte numero 8 che è chiamata a un compito gravoso, mancano 3 minuti e 41, palla in mano per Torri del Benacco, ma punteggio che le vede sotto di 5 punti, subito un bel taglio, no, libera questa Graziati, poi palla 2, Freccia Padova, Coscaiolo invita a più velocità nel movimento, perché se fermi un attimo le ragazze sulla 8 si lancia sulla Rebecca e sporca il pallone, nuova rimessa, ma tutto sommato va bene, dobbiamo, non dico fare un po' di melina, ma insomma sicuramente Elena Ferrara si occupa di portare la palla, molto intelligentemente si ferma, stare attenti adesso a fare questi passaggi così lunghi, non dobbiamo perdere palloni, dobbiamo amministrare un po', tanto la 90, brava nel movimento sul perimetro, una certa sicurezza, vai Elena Ferrara! Time out, costretto Torre del Benacco, 52-45, 3 minuti. Che fatica ragazzi, una partita iniziata veramente in modo complicato che si sta rimettendo su dei binari più consoni. Tanto sentiamo il tifo sulle entrambe le tifoserie, sentono il momento, ricordo il punteggio 52-45 per la squadra ospite, sia per Padova che dopo essere stata sotto tutta la partita anche in doppia cifra di 11 punti adesso comanda di 7 punti, ma ci hanno fatto vedere dei recuperi prodigiosi, ragazzi, quindi bisogna stare super attenti. Tiro da lontanissimo che esce, rimessa per Padova, anche questo è stato molto importante questa azione che ha recuperato, perché adesso 7 punti con 2 minuti e 47 iniziano a essere sempre più difficili. Rebecca apre, no, per Chiara che non trattiene. Nuova azione, adesso però c'è da dire che appena abbiamo iniziato così, bravissima la numero 10 delle Torri del Benacco, no, così non si fa, numero 8, sbaglia per la prima volta il tiro da sotto, poi si inventano un tiro, però se continuiamo a perdere palloni così non va bene. Freccia per Torri del Benacco che adesso sente un po' la pressione, le percentuali del tiro si abbassano notevolmente, cioè dire che appena abbiamo smesso di subire era prevedibile peraltro dei tiri da sotto in completa solitudine della squadra avversaria, subito il punteggio ovviamente mi ha risentito positivamente. Intanto ottimo recupero, la Ferrara si invola, vai dentro! Elena Ferrara, 4 punti di fila, punteggio che si apre quasi ingiustamente per le locali. No, la Ferrara sta facendo una cosa clamorosa, ha fatto 4 punti, va a recuperare un pallone, apre per la Sofia 90, bravissima comunque, rimbalzo quasi recuperato, però la Coccò si butta sul pallone, palla 2, Freccia Padova, e adesso sarà durissima per la squadra locale. Esce Anna Carraro che si è gestito un ottimo
formazione difensiva entra Clara Tomasin in campo con Chiara Basso, Elena Ferrara, Sofia Noventa, Rebecca Zorzi. Chiusa all'angolo, trova una Chiara Basso che apre per la Sofia Noventa, che tira ancora da fuori, sbaglia. Forse potevamo aspettare un pochino prima di tirare in questa frazione, ma va bene così. I ragazzi stanno giocando molto bene, soprattutto stanno difendendo molto meglio. I risultati sono immediati, un raddoppio costante. Palla 2, Freccia, Torre del Benaco, cambio in Torre del Benaco, punteggio 54-45 più 9, Padova 1,28 dalla fine. Si intravede la vittoria, una partita che ci siamo complicati da solo. Molto brava il movimento della 9, che dopo essergli entrato in tutto nel primo frattempo, adesso anche lei deve subire la dura legge delle percentuali. La 90 con mano felpata tira, ripeto, andrebbe aspettato, andrebbe un po'. No, eccole qua. Continuiamo a subire questi. Adesso ce lo possiamo permettere in questa fase, ma insomma. Passaggio. Ferrara perde pallone, ragazze, concentrazione, però adesso, perché va bene tutto, siamo avanti in 9, ma 3 contro 1, no, 3, ma non si fa così. Tiraccio, il balzo della Tomasin che apre per la Basso, i secondi scorrono, ne mancano solo 40 a questo punto, il punteggio è più 7. Si incastra il pallone sul tiro della Tomasin. Palla 2 in questo caso, Freccia Padova, cambio. Esce Elena Ferrara, che ha speso in pochi minuti l'energia di 4 partite, dà istruzioni sull'accoppiamento difensivo, rimesso affidata a Sofia Noventa dal fondo, che alla fine voleva buttare nei piedi, ma in realtà passa perché i piedi erano aperti, e però buona difesa, fallo della Tomasin, un po' fallosa Tomasin in questa partita, ma è ancora in campo, quindi 5 falli non li ha fatti. Quarto fallo della frazione di Padova, che potrebbe arrivare in bonus, ma ormai mancano 24 secondi. Brava Tomasin, che passa la 90, che fa l'ennesimo tiro, però va bene tutto, ma non possiamo tirare così velocemente, siamo in gestione, insomma, vediamo di costruire un po' di gioco. Comunque ormai mancano 12 secondi, sopra di 7 punti, non può succedere niente che possa far risultare il risultato suggellato da un nuovo canestro di Cocolizzi, che si gioca all'MVP con la Rebecca Zorzi, sicuramente come punteggi. Spinta di nuovo della Tomasin, sarà l'8º fallo, forse non ha chiamato il numero di falli. Comunque la partita con questo tiro da 3 si spegne, no. Fino all'ultimo le combattive ragazze di Gardensi, l'ennesima dormita difensiva, va detto. Comunque il canestro viene, c'è un dibattito in campo se era avvenuto dopo o prima, e quindi niente, viene dato il canestro, quindi 49-56, e il tiro libero dove nessuno va a difendere perché il tempo è finito. E c'è il ferro, finisce così 49 per le locali di Torre del Benaco e 56 per le ospiti di Padova, che vince anche il ritorno
Una partita veramente dalle montagne russe di sentimenti, perché veramente è stata palpitante come partita, è iniziata con le casalinghe sugli scudi, poi in qualche modo recuperate, l'ultimo quarto si è aperto il divario e con la vittoria di Horus PFP Padova.